Io pensavo che Kim fosse tipo Kim Kardashian. No, Kim Kardashian. il boss, la cinese, la coreano. Ah, Kim Jong-un. Sì. Kim Jong-un. Non vorrei dirlo, ma non credo abbia tanto di coreano. Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast incredibile. Con chi siamo qua oggi? Ma quanti siamo più che altro? Sì, 5. Sono veramente, siamo in 6 qua dentro, non vedete doppio. Siamo qui con la East Side Collective. L'ho detto giusto? Esatto. Tutti con il... Sembra una raccolta di dischi americani, ma così non è. Vi presentatevi amici, chi siete? Kim the King, Item. P9, Yankee Red, The Worm. Di cosa vi occupate insomma? di musica, produzione, siamo artisti quindi scriviamo canzoni, io e P9 mixiamo le tracce, masterizziamo e registriamo le tracce e finalizziamo. Quindi ognuno ha un ruolo insomma nella vostra crew. C'è P9 giusto? Cioè, io sono diciamo il produttore di tutta la collective, anche se qua ce ne sono due di produttori, tra cui questo signore qua e me. Ok. Diciamo che sì, principalmente quello che si occupa più di produzione sono io, però diciamo che a volte ci diamo i cambi e non tendiamo sempre ad essere con le stesse etichette, ce le scambiamo un po'. Poi ci siamo io, Youngie e Ziworo, che siamo praticamente più concentrati sulla parte di scrittura e rap sostanzialmente. Io ogni tanto faccio anche le copertine per chi ha bisogno della collective, ma del resto rap. Quindi praticamente abbiamo due produttori, diciamo 4 rapper e un grafico, quindi diciamo che potete spaziare in tutto insomma. Sì. Anzi, da quant'è che avete già prodotto qualcosa? Avete qualche album che la gente può andare a sentire? Sì, allora io ho 2 EP e un album, poi altri singoli. L'album si chiama Kim, l'abbiamo prodotto io e Gabri penso l'anno scorso, che avevamo finito tutte le tracce in un'estate. Quindi sia album che nome artista sempre Kim? Sì. Ok. Poi i 2 EP che sarebbero degli album però più corti, sempre prodotti da me e Gabri. Uno si chiama Stop, l'altro si chiama King, sempre per Kim the King. Gabri sarebbe P9. Per chi non lo conosce, Per chi non lo conosce per nome, amico. per chi non conosce per nome, Gabri sarebbe P9. Però vabbè. E dove li possono ascoltare questi album? Allora, su Spotify, YouTube Music, anche su YouTube, perché c'è il canale Topic, quindi c'è il tema del mio account. E io penso lì, non so adesso se ci sono, non so se anche su iTunes puoi sentirli. Ok. Io invece diciamo che ho fatto uscire 6 o 7 singoli. Per scelta strategica di marketing non ho deciso di fare uscire un album o un EP. Si può? Posso? Sì, no, devo scusare dalla regia qua. Allora, Avevo una telecamera, l'uomo detto che la telecamera là non si muove. giusto. Allora, diciamo che io ho fatto uscire 6-7 singoli per scelta strategica di marketing, possiamo chiamarla così, non ho fatto uscire un album, essendo i numeri ancora da emergente, preferisco buttare fuori i singoli e farli conoscere più col tempo. Saremo alla finestra. Esatto. E appena magari esce, cosa facciamo? Tagliamo il pezzo? Ed eccoci qua, abbiamo avuto un problema tecnico, vedere la vecchia che tagliava la siepe, però siamo ancora qui. Insomma, cos'è che ci raccontavi? Allora, dicevo... Sì, vai. Sì, no, appunto parlavo che io invece appunto sono Itam, nome chiamato comunemente all'anagrafe Mattia. Ho fatto 7-8 singoli, non ho ancora fatto uscire un album, sto aspettando appunto che i numeri aumentino un pochino per fare diciamo il botto decisivo. 7-8 singoli che sono reperibili su Spotify, Apple Music, YouTube e... Comunque
se uno vuole cercarvi su YouTube deve cercare tutto il collettivo o vi trova singolarmente? Diciamo, no, ci trova singolarmente. Non abbiamo ancora fatto uscire un pezzo con il nome del collettivo. Al momento siamo appunto separati. Singolarmente ci trovate su YouTube e su tutti gli altri streaming. Però prima o poi comunque faremo anche questa cosa sicuramente. Lasceremo sotto in descrizione i contatti dei ragazzi e la cosa bella vostra è che comunque riuscite a fare tutto quanto, cioè siete un collettivo che uno fa i video, uno fa le strumentali, uno canta, riuscite a fare dei prodotti insomma senza l'aiuto di nessuno. Sembra cioè. banale dire no, che l'unione fa la forza, ma è la verità alla fine, anche se usciamo in singoli separatamente sui servizi di streaming, però è quello che alla fine siamo un collettivo, ci aiutiamo a vicenda, no? Sì. quello che conta di più. Sì. Vi va di raccontarci qualche vicenda, qualche avventura che avete combinato, qualche live o anche semplicemente come vi siete conosciuti insomma? Partiamo da dove siamo conosciuti. Certo, vabbè, se dobbiamo partire dal basso, proprio dal basso, i primi due, possiamo definirli tra virgolette senza trascurare voi, Certo, pilastri, diciamo così, I della... co-founders. Bravissimo. Della collective saremo P9 e King. Ci siamo conosciuti in un parchetto 4 anni fa circa, 4 e mezzo circa. E io stavo giocando a calcio tranquillamente con un mio amico quando arriva lui e si unisce con noi, parliamo un po' e dopo viene fuori il discorso che tutti e due siamo appassionati di musica. E parliamo, quando alla fine ci siamo scambiati il numero di telefono e giorni dopo poi abbiamo, diciamo, intrapreso questo percorso assieme. Perché essendo che noi due siamo appassionati abbiamo detto perché non iniziarlo assieme e portandolo avanti, poi nel corso del tempo abbiamo incontrato Incluso Itam, abbiamo Young Red, abbiamo Z-Worm. Z-Worm, abbiamo tutta la collective, insomma. Diciamo, Poi ci sono stati anche altri membri passati che adesso non ci sono più, facciamo un saluto anche a loro. da Dio, un saluto da Dio. Sì, un saluto da Dio. Ok. Diciamo che mi sono unito per terzo a questo gruppo, e da là che è stata gli data l'idea del nome Collective, e prima non avevamo ancora un'idea di come chiamarci eccetera. La Psycho Gang, esatto. Inizialmente era iniziata con questo nome, poi siamo andati un po' più sul serio. E poi Z-Worm, che si conoscono sicuramente da più tempo di me, si è unito come quarto membro, e alla fine Young Red, non so se volete voi dire come... No, beh, Parola Kim lo conosco da 5 anni, mi ricordo che avevamo già iniziato a fare qualcosa assieme ancora nei tempi, proprio quando lui si chiamava Joker e io mi chiamavo Zender, avevamo altri nomi. E anche io all'inizio mi dilettavo sulla produzione, solo che poi ho smesso, mi sono buttato sulla scrittura, però mi ricordo che al tempo gli feci qualche strumentale per qualche pezzettino, insomma qualche progettino, i progetti iniziali che si fanno tutti all'inizio, ecco, che poi nessuno segue. Io invece sono l'ultimo arrivato, e quando ero arrivato io in verità c'erano altri membri, poi ci sono stati dei problemi interni e diciamo che quando ci sono stati questi problemi interni io mi sono unito e insieme abbiamo fatto forza nonostante le problematiche che abbiamo subito, ma appunto adesso siamo qua almeno. Più forti di prima. Più forte di prima. Che rimanere insieme è stata la scelta giusta. Sì. Volete anche raccontarci come registrate, come siete attrezzati a livello di produzione? Certo. Qua lascerei parlare Esatto, i tecnici. esatto. Va bene, lasciamo la parola a Kim allora. Allora, quando magari dobbiamo registrare una traccia, se sentiamo qualche imperfezione, magari una strofa registrata male, noi siamo i primi a dire non mi piace, rifarla, diamo anche qualche dritta, qualche critica costruttiva, poi ovviamente diamo anche delle idee in più, se magari l'idea che avevi te iniziale noi la sentiamo, diciamo è bella, possiamo aggiungere qualcosa per renderlo ancora più bello. Per esempio la canzone di Elia, di Z-Worm, che aveva fatto Morto nel suo EP, Di cui c'è anche il videoclip. andate a guardarvelo. Allora Gabri P9 aveva fatto il beat, e là mi è venuta un po' l'idea di fare delle voci strane, aggiungere qualche effetto durante le sporche e così via.
magari buttare di più la voce per fare qualche strofa, qualche parte più intensa. E così è uscita una cosa più bella rispetto a come ce l'aspettavamo all'inizio. E noi facciamo sempre così per ogni canzone, ogni traccia, anche quando dobbiamo fare semplicemente delle basi, buttiamo qualche strumento in più che magari può sembrare inutile, magari non lo senti all'inizio. Poi quando presti attenzione lo percepisci che c'è quel qualcosa in più che rende la canzone più bella. Poi vabbè, ci chiedeva che cosa usiamo noi principalmente per la produzione, usiamo FL Studio. Usiamo FL Studio. Ma anche a livello di strumentazione cosa avete? No, vi chiedo perché altre interviste che abbiamo fatto ad artisti tra virgolette del passato stavano veramente in maniera primitiva. Adesso comunque la generazione si è evoluta e siete molto più avanti rispetto alla generazione vecchia, quindi questa qua è una cosa molto positiva, riuscite a fare comunque prodotti di qualità che all'epoca noi quando facevamo non era possibile, insomma, quindi è interessante capire a livello di strumentazione anche dove avete imparato a produrre. Beh, allora, per la strumentazione mi sono dato da fare io. Cosa sarà stato l'anno scorso? Sì, l'anno scorso era quando. Sì. 2 anni fa forse. Sì, un anno e mezzo fa circa avevo fatto una spesetta da neanche tanti euro, proprio su Amazon, neanche niente di importante, di un paio di casse che mi sono costate la bellezza di 40 euro. E un microfono che è come se fosse una sottomarca di un Rode. Sì, Cioè sì, neanche sì, un sì. microfono chissà che I buono. prodotti comunque suonano bene, questo è Il PC ce interessante. l'avevo già grazie alla mia famiglia e vabbè, per la scheda audio sempre Amazon e queste cose qua, vabbè, poi per la produzione usiamo per FL Studio, invece per registrare potenzialmente potremmo usare FL Studio, però non abbiamo ancora la strumentazione adatta, col tempo ovviamente poi si farà tutto. Ci evolviamo. Mentre noi usiamo BandLab, che è un'app dal Play Store che ho notato che un botto di emergenti usano anche. Non avete specificato di che anno siete voi? Allora io sono 2006. 2003. 2010. 2009. 2002. Comunque è una cosa che appunto che diceva che non aveva una strumentazione ancora adatta, una cosa carina che stiamo iniziando a fare da poco è tenere una cassa, non musicale, una cassetta, un cassettino dove si possono mettere dei soldi dentro e da usare come colletta, diciamo, per poi prendere delle strumentazioni migliori, più adatta. Sì, i soldi delle registrazioni, oppure i Sì, lavoretti abbiamo che anche- facciamo. Abbiamo anche il giro di clientela, ragazzi che vengono a registrare i pezzi. Niente, insomma, abbiamo la nostra economia, il nostro giretto. È bello perché comunque siete uniti e avete un progetto comune. Esatto. Mi sembra Young Red aveva fatto un live che volevi raccontarci. Sì, è stato il mio primo live a maggio, è stato abbastanza epico perché allora praticamente mi hanno invitato a fare questo concerto di beneficenza a Spinea, la città dove abito, e sono arrivato lì tutto preparato e stavo aspettando il mio turno, non che per mancare rispetto agli altri artisti, però ero dietro il backstage, sotto i portici con i miei amici che parlavo. E stava andando tutto a posto, non che io con i pantaloni bianchi ho pestato un bel cono gelato per terra e avevo i pantaloni tutti sporcati. Meno male c'è stato un mio caro amico che me li ha sostituiti, sennò sarebbe andata un po' male, no, ma invece alla fine è tutto a posto, anzi mi fa molto piacere che dopo quel live le persone che mi hanno apprezzato di più non sono i miei amici e comunque ho apprezzato, ma gente nuova, anche gente più grande, e questo mi fa piacere perché anche le persone un po' più grandi che si ascoltano altro si sono immedesimate in quello che voglio portare io. Io invece per il mio primo live mi ricordo che allora il DJ mi aveva detto di preparare delle canzoni e portarmi una chiavetta. Io in quel periodo non avevo una chiavetta e quindi non potevo portare le canzoni, no? Quindi io sono andato lì, c'erano tutti gli artisti che avevano preparato le canzoni, avevano già le canzoni preparate. Invece sono andato là, ho parlato col DJ e gli ho chiesto di mettere 2 o 3 basi che improvvisavo. E facendolo avevo visto che tipo 2 o 3 adulti si stavano, diciamo, gasando, no? Erano nel momento. Io mi sono gasato anch'io e quindi mi sono un po' ingarbugliato, però penso sia stato uno dei live migliori tra quelli che ho fatto, proprio perché sono andato così senza aver qualcosa di preparato, così
improvvisato e ho visto che alle persone è piaciuto e quindi è stato anche un momento di soddisfazione. Ma e i pezzi dove ce li hai? Se non ce li hai sulla cavetta, sul telefono? Sì. Ma perché ti registra P9, quindi avevi i pezzi da lui, no? Come fai se no? No, i pezzi ce li mandiamo quando finiamo le canzoni. Ah, quindi li avevi sul Noi telefono? abbiamo il PC, quello nostro che usiamo tutti quanti per registrare, che sarebbe quello in basso lì che vediamo sotto là dove ce l'abbiamo fatto. Sì. E quello là c'ha l'account di BandLab, appunto che ti dicevo dove Ah, registriamo. ok. WhatsApp. No, BandLab no. No, Per mandare. Vabbè, per Poi mandarci ci abbiamo mettiamo WhatsApp, WhatsApp, giustamente. no. Però poi ce li abbiamo tutti salvati su quell'account là. Ah, ok. Noi usiamo un PC per la produzione e un PC per... potremmo usarli tutti e due per la produzione, però comunque tendiamo sempre a usarne uno per quello e uno per l'altro. Sì, è il bello che comunque quando hai finito una traccia tu ce l'hai subito, invece di altri gente che ti fa aspettare mesi per una traccia, sì. almeno l'ascolti e capisci subito se non ti convince o cose così, piuttosto che aspettare 3 mesi per una canzone come purtroppo è successo anche a me, è meglio così, almeno ti arriva subito il risultato e scegli se dover cambiarlo, proporlo appunto poi con i distributori e condividerlo su Spotify oppure rimandare il progetto o Se buono così. Sì, comunque io do un consiglio, se volete fare musica e dovete registrare un pezzo, assicuratevi che una volta che siete usciti dallo studio ce l'avete già. Perché appunto perché ci sono produttori che ti fanno aspettare mesi, io una volta ho aspettato 6 mesi per avere una canzone, che poi alla fine non è neanche arrivata. pensa. Lasciamo stare. Anzi, Quindi state attenti ragazzi. prendiamo perché- l'occasione per dire anche a chiunque volesse magari provare a venire in studio una Chi volta. volesse provare a venire in studio, la porta è aperta. Per esempio tra un po' di tempo verrà un ragazzo di Trento a registrare da noi, un mio amico che ho conosciuto tramite un gruppo di emergenti che poi ha sentito tutti loro, perché vediamo che poi ci sponsorizziamo a vicenda e da Trento viene da noi ovviamente Sì, ma lo studio dove ce l'avete? Non l'avete detto, mi sembra. a Marghera. A Marghera. Sì, sì, A Marghera, diciamo in provincia di l'indirizzo, Venezia. poi- A Marghera. A Marghera, la R di Marghera. No, No, vengono gli ops. una cosa, esatto, no. Una cosa bella che diciamo una nostra qualità da collettivo è che anche magari una persona che viene esterna al gruppo, anche che magari non conosciamo personalmente, ma la facciamo sempre sentire diciamo come a casa, non lo trattiamo con superiorità per farlo sentire inferiore a noi, anzi. Però siamo Cerchiamo di schietti e coinvolgere sinceri. sempre Sì. di più, anche perché comunque ci sono persone che magari sono anche timide, non si trovano. Esatto. Noi cerchiamo di È essere giusto accoglienti, accompagnarle, noi esatto. cerchiamo di essere giusti, onesti, non abbiamo mai fatto uscire nessuno con una faccia incazzata No, esatto. o delusa, li abbiamo fatti sempre uscire tutti quanti soddisfatti e noi siamo apposta là per incitare ancora incitare di più la persona anche se ha bisogno per fare dei pezzi ancora meglio di come se li aspettava lui ancora prima di entrare in studio. Ci vuole soltanto diciamo un po' di collaborazione da parte di chi viene in studio e anche l'accettazione di qualche critica lieve che magari si può fare. Sì. Come no, rifai questo pezzo che magari è uscito male, hai stonato oppure sei andato fuori tempo. Alla fine, se specialmente con le orecchie che hanno loro due, se riesci a capire quella minima cosa che non va, il prodotto poi esce meglio alla fine. Esatto, se loro due, io non mi medesimo perché non mixo, ma se loro due che mixano ti dicono che una cosa puoi farla meglio, è perché vogliono che il prodotto finale sia migliore. non- Parlando di mix e master, sì, avete ragione ragazzi, perché io e Kim una volta ricavamo delle cuffiette, comunque ricavamo delle cuffiette, ancora proprio tanto tempo fa, quando ci eravamo appena conosciuti, siamo andati avanti per 1 anno e mezzo a ricare soltanto con le cuffiette, però comunque mi sono accorto che in quel lasso di tempo è proprio da là che abbiamo imparato quelle cose. Cioè perché noi usavamo il telefono, un paio di cuffiette, il letto, ci appoggiavamo sopra. Sotto la coperta. Ma neanche, non stavamo neanche sotto la coperta, cioè noi prendevamo il telefono, le Bella cuffiette. sta roba qua, raccontate la roba dell'asciugamano. Eh sì, madonna, un sacco di rapper famosi facevano sta cosa all'inizio. Vabbè, e noi abbiamo imparato queste piccolezze, cioè di spostare nel minimo giusto per sentire quello, quell'altro i volumi della produzione, uno strumento che va da una parte e quello dall'altra, cioè quei piccoli spiegati dettagli dell'asciugamano. fanno la differenza. Poi vabbè, dell'asciugamano noi non l'abbiamo fatto, però vabbè serve, consiglio a casa per chi deve registrare Che ha appena con le cominciato. cuffiette perché ha appena cominciato.
Buttatevi sotto. Asciugamano. Insonorizzare. O come faceva lui che si metteva dentro l'armadio. Sì, esatto. Che si metteva dentro l'armadio. Che dovete l'armadio di gestare i pezzi. Comunque con se dovete le recare con le cuffiette o una coperta bella grossa o un asciugamano. Sulla testa. Un bel piumone direi. Un bel Comunque piumone. non si parte mai dall'alto perché cioè, secondo me dopo non impari, è giusto partire dal basso perché poi ogni Un passo alla step- volta, bravo. Esatto, perché velocizzare le cose ti porta solo All'esasperazione. esatto. Sì. Dopo diventa uno stress, fare musica dovrebbe essere proprio La passione. La passione, tranquillo devi essere. Ma più che passione, proprio anche lo sfogo liberatorio, magari. Esatto. Sì, è una terapia, è una Sì. terapia, Fiori. È una terapia la musica. Cioè chi la vive così può davvero far strada, mentre magari chi la vive soltanto come un hobby, anche per citare un'altra canzone di Kim, Hobby, no, chi la vive solo come un hobby o come un passatempo non ci mette quell'impegno necessario per migliorarsi in continuazione ogni giorno, no? Secondo me la musica è anche un modo per comunicare comunque a chi ascolta. Esatto. Sì. Io per esempio sono partito a fare i freestyle al parco con gli amici, a scrivere pezzi più seri perché vedevo che comunque, cioè ascoltando anche, mi medesimavo nelle cose che dicevano i rapper, magari anche nei periodi più bui, scrivevo, mi liberavo e da lì è diventata una passione e non ho più smesso. E insomma, ci raccontavi il tuo nome d'arte e Lia, cosa ci raccontavi? Allora, il mio nome d'arte, ossia Z-Worm, Z-Worm, allora è nato, non voglio dire per caso perché sembra un po' di una delle classiche frasi fatte. Io allora avevo già un nome d'arte in precedenza che era Zender, infatti la Z che è rimasta va diciamo a omaggiare il vecchio nome d'arte, non che va a significare la generazione di cui facciamo parte tutti noi dalla Collective. Allora, è Worm perché appunto giocando a basket ai tempi, quando ero un po' più giovincello, sbarbato, andavo con gli amici, di cui uno in particolare che saluto, ciao Armenia, che anche lui fa musica, andatevelo ad ascoltare, e lui mi ha sempre detto che quando giocavamo a pallacanestro gli ricordavo Dennis Rodman, no? Grandissimo giocatore, compagno di Michael Jordan, Scottie Pippen, insomma sapete di cosa sto parlando, e da lì è nato il nome perché appunto Dennis Rodman veniva soprannominato The Worm e da lì insomma è nato il mio nome d'arte. Vabbè sì, le tematiche dei testi diciamo che principalmente le cose che mi sono vissuto, che mi vivo tuttora, perché alla fine io non capisco gli artisti che scrivono robe che non hanno vissuto, perché allora un conto è se vuoi fare storytelling, ti inventi una storia, magari la adatti e ci sta, però se devi raccontare minchiate, diciamo che non è proprio il massimo in questo contesto, perché alla fine l'hip hop, parlo proprio di hip hop in generale, è un genere che veramente, diciamo che richiede un po' di requisiti, ecco, se vuoi farlo. Già. E è proprio una cultura. E poi, insomma, sostanzialmente io parlo di quello che ho vissuto io, diciamo dei miei traumi passati, di quello che ho vissuto, quello che vivo sostanzialmente, con una penna che tende sempre a migliorarsi, sempre di più. Io il mio nome d'arte è Youngie Red. Infatti di solito occasioni speciali sono sempre vestito di rosso. E Youngie perché comunque sono sempre stato il più piccolo, non parlo della collective, parlo comunque del mio mondo che vivevo, nel senso in famiglia, tra il mio cognome sono stato il più piccolo, tra gli amici. E Red appunto perché cioè, il colore rosso, non per le politiche, ma nel senso è sempre un colore che mi piace. E quindi questo è stato il mio nome che poi adesso appunto è diventato anche un soprannome per me, quindi più la gente se lo ricorda più è meglio per me. Io tratto le tematiche, allora nelle canzoni un po' più esplosive tratto tematiche un po' più swag, tendo a cavalcare l'onda del momento, cioè nel senso non portando le cose che, cioè nel senso che vanno ora però a modo mio. Quindi nel senso sempre mettendoci nel mio, non essere una copia di qualcun altro. Invece nelle canzoni un po' più tra virgolette conscious, per esempio Siamo qui con appunto il suo featuring, andatevela ad ascoltare, che è un genere ritmato, però comunque i testi sono abbastanza cupi. Parlo del ragazzino di strada che, non strada appunto criminalità, strada, il ragazzo del campetto, il ragazzo che non gli piace la scuola, cose così,
che parte dal basso appunto per voler arrivare in alto, per cambiare la sua vita. Quindi è anche un messaggio che dico agli altri: provateci, perché la vita è una, anche se cioè devi tornare a casa dopo aver fatto tutto quanto, che dici non potevo far meglio di così, devi sempre spingere al massimo. Esatto, e se avete paura della gente che parla, semplicemente pensatela così: voi almeno state cercando di realizzare qualcosa sia per voi stessi che per qualcun altro, che magari per dire a qualcuno che non si è da soli, perché anche se andate ad ascoltare il testo del mio pezzo Morto, che è un estratto dell'EP Miracolo che è uscito 2 settimane fa, andatevelo ad ascoltare, diciamo che anche lì il tema principale tratta più della persona che si rifugia in se stessa perché non si fida più degli altri sostanzialmente. Però voi non dovete aver paura, perché se c'è quello che vi critica significa che questo qua non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera. E soprattutto, se posso dire, se tante persone vi criticano vuol dire che ce la stai facendo, Esatto, gli dà fastidio. Vedetela così: anche se qualcuno parla male di voi, comunque parla di voi, ed è una cosa positiva, perché vi dico, sbattetevene la minchia, scusate il francese, ma sbattetevene la minchia, perché chi critica vuol dire che non ha niente da fare, una vita noiosa e soprattutto triste. L'invidia dietro a un telefono è la cosa che si odia di più. Ma va sai bene. cosa? Cioè la differenza tra chi critica cercando di fare una critica costruttiva e chi invece appunto solo per odio, solo perché magari haterismo, Giusto per buttare fango, sì. ti hanno sempre visto magari come quello sfigatello del gruppo, comunque altri che ti metti a fare musica, per loro sembrano qualcosa fuori dall'ordinario e quindi già di principio ti stanno contro. Sì, esatto, come quelli che ti dicono cosa vai a fare musica e poi li vedi in sala slot a buttarsi lo stipendio. Comunque Cioè, gli haters comunque sono fan numeri 1. esatto. Se ci pensi bene, se ti odiano così tanto, perché È vero. dovrebbero guardare Perché ciò che sono fai? fissati, cioè ti odiano tanto, sono fissati con te. Io ho gente che non vede l'ora che pubblico un post per commentarlo, però io sono dell'idea che se un giorno io divento qualcuno e potrò fatturare grazie ai post, pubblicazioni che faccio, i soldi che mi arrivano saranno anche grazie ai commenti. Esatto. Non dipende dai negativi o positivi. Un po' come Cioè, la Che scena. commentano. Esatto, Un po' come la scena del film di Straight Outta Compton, non so se l'avete visto, che c'è una scena in cui il film degli NWA, il celebre gruppo rap, gangsta rap degli anni 80-90, che cioè, mi è rimasta impressa una scena in cui la gente comprava una marea di dischi loro per poi distruggerli, e loro giustamente fanno, però intanto li hanno comprati. intanto sì, fatturato torna, quindi Giusto prima per chiudere questo che dicevo, cioè, citando lui, no? Citando quello che ho detto prima del fatto che la vita è una, adesso non ricordo chi l'ha detto tra sì e anni, che one life, one chance, no? Si dice. One life È una frase di 50 Cent, Get rich rich or or die die trying. trying. Vedo che Oppure, siamo intesi. È vero, è vero. No, Vorrei rischiano chiedere un Porsche. attimo un collegamento, ma come vivete la vostra epoca, nel senso che i vostri coetanei, cioè, come è vista sta roba del rap? È tanto di nicchia reggaetizzata oppure la vivete bene? No, adesso come adesso diciamo che si è molto sdoganata, soprattutto tra i giovani della nostra generazione. Magari se si parlava di 15 anni fa è già diversa la questione, però adesso comunque tutti fanno rap. Siete sempre veramente un campione di 100 persone della vostra età, più o meno della vostra generazione. Tu che fai rap non sei visto come una roba tipo un Calimero, insomma. No. Molti, Diciamo di no. Io nelle mie tematiche, Ci sta, per come sono queste persone, faccio così. Io odio tantissimo chi fa musica perché vede che gli altri la fanno. Sì, come se fosse un obbligo. Io- Sì, davvero. Io odio chi per esempio nelle canzoni dice cose che ho sentito e risentito. Tipo gente che sembra di ascoltare Sfera e Basta, Sì, due. No, oppure i ragazzini di strada che Sfera e vogliono Basta e farsi Marguera. criminali. Non facciamo noi. Non Io, facciamo nomi, però i criminaletti a noi ci danno fastidio. io nei miei testi Sì, solo perché tratto- ti danno 10 euro di... È come se No, provocassi, sì, perché a me sì. piace farlo. Io odio chi fa musica commerciale, chi scrive boiate così, non ci pensa neanche 2 volte, scrive una roba. Ci pare che Odio tutti gli artisti che fanno musica proprio perché dicono ormai tutti la fanno, la faccio anch'io, ma non è un hobby. In poche parole odiamo gli artisti che fanno finta di essere tali. Non è un hobby per fare musica, Esatto. deve piacerti a te, è una passione. Noi non tiriamo la corda, ma la tagliamo direttamente. No, posso... Esattamente. Cos'è Tony Stark? Sì. Lo figlio spinato? Yes.
Comunque, solo per dire che collegandomi a quello che dice appunto Kim, del fatto che se magari da chi ha più anni di noi, parlo anche sulla trentina, quarantina, chi è più old style music, un po' alla heavy metal, al rock, oppure viene il rap. No, ma non parlo di te che sei dentro il mondo del rap, parlo da chi vede il rap come da fuori, come ancora esterno. sì, un un sottogenere, ma alla fine è vero che non bisogna avere importanti doti canore per intonare un pezzo, nel rap diciamo che non serve quasi mai. Deve avere l'attitudine. Però sì, l'atteggiamento, soprattutto una penna che sa raccontare in rima soprattutto quello che senti, che non è semplice, e diciamo che rispetto al pop devi scrivere molto più in maniera complessa, ricercata. esplicito. E diventare, perché bisogna sempre ricordare che quando fai il mestiere del rap, secondo me più di tutti, tu stai lavorando con i cervelli delle persone. Esatto, la tua penna è il tuo mondo. Esatto, tu, cioè nel senso, se la gente continua ad ascoltarti vuol dire che o gli piace tantissimo o si medesima. Esatto, comunque Quindi- qualcosa di positivo la lasci se comunque la gente ti ascolta. Io direi progetti futuri vostri. Ma ci raccomando i nomi nostri. Ah, sì, infatti io pensavo che Ci siamo dilungati, no, scusate. Siamo diversi. No, vabbè, facciamo velocemente. Facciamo veloce. A te al contrario. Vabbè, Vabbè, qua c'è P9, ragazzi. P9, la pista classico per producer. No, 9 sta per l'età in cui mi sono appassionato alla musica, cioè 9 anni. Vabbè, però comunque io sono nato con la musica perché ho i genitori, tutti e due musicisti, per cui mia mamma era solista, mio papà era un chitarrista, quindi cioè, era inevitabile che non nascessi con la musica. Figlio d'arte. Davvero? hai fatto un'extra vita sulla motivare la canzone. Ormai ne ho sentiti così tanti troppi, perché ce li ho direttamente in testa il flow. Sì. Che bello. Esatto. Poi Ascolta Mad. Aitam invece un giorno ci faremo un feat. Invece per il nome Aitam, partendo dalla motivazione più futile, è diciamo il mio nome al contrario, Mattia al contrario. Seconda motivazione, diciamo che non è quella più importante, la lascio per terza, è che è un importante personaggio di Assassin's Creed 3, sicuro non sa di cosa sto parlando, Aitam Kenway. Mentre come ragione principale che mi ha spinto a sceglierlo è proprio perché io di solito nella vita di tutti i giorni sono un po' più introverso, anche timido a volte, anche se non si direbbe, mentre prendo quel Mattia e lo rovescio nel mondo della musica per essere più, diciamo, aggressivo, estroverso, mettere fuori quello che di solito non metto a nudo, ecco, diciamo. E per quanto riguarda la mia tematica, Sassy Worm ha una scrittura più introversa e Young un po' più moderna, diciamo che io mi butto un po' più su la complessità della scrittura e l'aggressività magari nel voler denunciare chi prova a fare rap, ma lo fa appunto, come dicevo prima, solo per hobby e neanche per passione. E ho alternato qualche testo che non è ancora uscito introspettivo, ma sicuramente lo farò. E Kim? Io Kim the King, perché vabbè, Kim è l'abbreviazione del mio nome, e The King perché mi sento il re della mia musica, del mio stile. Poi nei miei testi io mi concentro di più su fare giochi di parole, su fare punchline taglienti, un po' provocatorie per chi si sente preso in causa, se ti senti preso in causa non è problema. Poi tematiche, parlo spesso di quanto siamo bravi, di quanto stiamo facendo le cose in modo diverso rispetto agli altri artisti che ho sentito. E per ora non ho intenzione di fare dei testi introspettivi perché non rispecchiano ciò che sto vivendo adesso, quindi se mai dovessi fare un testo del genere sarà perché sto passando un momento difficile o proprio perché voglio buttare un mio lato che le persone ancora non hanno visto. Progetti futuri? Beh, intanto direi del 15 concerto del 15 settembre. Vi dirò uno spoiler.
Uscirà dopo. Sì, È sì. già passato. Quando uscirà questo video probabilmente avevo già fatto sto live, però Sì. appunto Sempre non ha neanche senso dire veniteci a vedere. Esatto. Io mi sono organizzato appunto con lo stesso organizzatore Direi mangia morti che non hai venuto a vedere. che ormai mi fa da managing per i live, che mi ha fatto fare il mio primo live, mi ha chiesto a questo punto di nuovo una data a Spinea, però stavolta verso la chiesa, un'altra data per Appello a tutti quelli che stanno guardando il video in questo momento. Se volete venire a guardare i nostri live Ma il futuri, video uscirà dopo. Ah, quelli futuri dici? se Ah, volete ok. venire a vedere i nostri live futuri, veniteci a Seguiteci scrivere. perché seguiteci trovate- e vi porteremo. Seguiteci nei social e lì vedrete tutte le novità, uscite, Spoiler, album nuovi, concerti, quello che Se volete volete. facciamo una Seguite pagina alcuni. Instagram e no, Facebook e Facebook. Facebook ormai è Facebook fossilizzato. ragazzi è morto, Lasciamo perdere Snapchat. Facebook che è una casa di riposo virtuale. Quasi per me si invorno perché siamo più vecchi qua dentro. Sì, io ce l'ho Facebook. No, ma- anch'io ce l'ho, anch'io però. Sì, ma non lo Preferisco uso. Snapchat. progetti futuri. Allora, parto io che penso sia il più recente, partito Vai, da vai, oggi. Gianghi, è l'ultimo. Settimana prossima uscirà l'EP Blessed. Che Cosa vuol dire settimana, cioè novembre? Ne abbiamo un coglione. Anche Guarda, siamo in È multiverso, però. Allora, il Anche 22 perché- agosto, ok, il 22 agosto esce. Anche perché uno può anche guardarsela nel 2026 sto video. È vero, quindi allora È uscito. Diciamo che è uscito. il mio EP è uscito il 22 agosto e appunto l'ho iniziato a preparare ancora prima che iniziasse la prima canzone, perché appunto volevo che ci fosse un filo connettore per tutte le canzoni. E appunto Blessed parla del fatto di quanto io voglia migliorarmi come persona, ma comunque non posso scappare dal mio passato. E infatti è una crescita, infatti la prima traccia si chiama Battesimo e l'ultima si chiama Funerale e c'è tutto un filo connettore tra essi. Prima che lo prendi gli dico colpo di Cristo. Ecco, anche quello è una citazione a... Una grande cheat a Citazione. quell'uomo che sta sopra di noi. Poi altri progetti futuri, io sto già buttando le prime fondamenta del mio secondo EP, che non penso che uscirà prossimamente, non mi sono messo limiti di tempistica, però Uscirà quando sarà pronto. esattamente, esce quando esce. Progetti futuri, io ho aperto il mio canale YouTube da un po' e pubblicherò dei beat se avete bisogno. No, Regular Dance. Contattate. Lascerò il mio Migliore canale producer di a Marghera, Marco, che ragazzi. metterà in descrizione, penso. Ecco, sì, Se sì. avete bisogno scrivetemi su Insta dove volete. Per quanto riguarda i progetti futuri miei, io sto lavorando a un EP che probabilmente non sarà ancora uscito, una volta uscito il video, non ha una data, però diciamo che ho fatto uscire Carro Armato, che quella sicuramente sarà nell'EP e secondo me sarà il mio primo lavoro ben fatto, pulito. Caro Armato comunque è la mia preferita, se posso. Sì? Sì, io ho aperto tutto l'EP prima, Ah, no, allora. per ora sì, anche per me. Anche per me. Grazie. Io progetti futuri sto concludendo l'album, manca una traccia. Non so ancora quando farò uscire l'album, però. Prossimamente. Dacci il titolo. È la traccia che manca Dacci per il me. titolo dell'album, no? Così. Vediamo il titolo. Metti che è già uscito quando il video è L'album fuori. si chiama Trinity. Come Matrix. Trinity perché per i miei tre alter ego, Kim, Mika e Kima. Poi ascoltando l'album si capirà meglio. Quindi a quando uscirà il video diciamo che il lavoro più recente uscito è quello di Young Red e tutto il resto saranno delle nuove uscite che chissà magari quando uscirà il video avrete anche delle novità. In realtà il progetto più recente sarebbe il primo EP di Z-Worm, che è il primo EP di tutta la collective che No, abbiamo no, dico- finito in questo periodo qua. Il più recente di quando uscirà il video. Sì, di quando uscirà il video sarà quello di Young Red, però quello ancora proprio più recente è quello di Z-Worm. Sì, sì. Sponsorizziamo anche quello, andatevelo a ascoltare. Andate a sentirevi le prime. Però comunque, sì appunto, perché siamo tutti di dentro parte Item purtroppo, però calma perché ci sono... Calma, Cioè, è sangue freddo ragazzi. Non Non vogliamo- vogliamo prenotato nel mio secondo. e non vogliamo darvi troppo Però- tutto, con calma. Silenzio. E comunque
Un piccolo spoiler lo facciamo, che comunque stiamo organizzando qualcosa da fare tutti quanti insieme. Un collettivo. Un collettivo EP, un collettivo... Un brano con... Si può dire la C'è un traccia, progetto. tanto penso che siamo... No, io sto parlando proprio di un progetto. Ah, un progetto Ti ricordi che collettivo. abbiamo detto proprio un progetto, magari non tutti quanti dentro una canzone, Dai, magari ogni ogni tanto tanto io io e Kim, ogni tanto Ma posso Aita. fare un esempio? Come far uscire, come la macete, no? Esatto, Per esempio, esatto. come la macete. King Supreme. O come una Silent Zone. Marguera su Una Prima. Vabbè, noi siamo meglio di loro. Marghera Supreme. La Seneso. Un salutone da Supreme. Una bella base battuta e uno fa un 16 bar a testa. Esatto, sì. 16 bars. Un po' di esclusività. E noi ci vediamo la prossima, se non avete altro da dire avete No, io volevo dire una cosa, Vai. per chi appunto, riprendendo un po' il discorso di prima, di chi magari sta guardando e ha l'intenzione di prendere in mano questa diciamo pratica da far musica, non fatevi fermare da nessuno, anche se i vostri genitori vi rompono le balle, lasciateli parlare, sbattetevene le palle perché uno ha una passione, perché tenersela dentro, buttatela fuori, scrivete, volete fare lo youtuber, fate lo youtuber. volete Esprimetevi fare a vostro modo. ogni ragazzi. qualsiasi passione che avete dentro, buttatela fuori, perché dopo quando saremo vecchi e non abbiamo mai avuto l'occasione di buttare fuori questa occasione, vedete i vecchi che ci sono in giro, che rompono solo la minchia, vogliamo diventare come loro? Io no, sinceramente. certi vecchi dagli accompagni da pizza. Quindi ragazzi, gente che voleva fare vivetevi la vita sempre entro certi limiti, divertitevi, fate musica, fate quello che volete. Quello che vi fa star bene. Esattamente, non dovete farvi fermare da nessuno. soltanto voi dovete Seguite fermarvi. sempre voi stessi. non Non perdete mai il filo della ragione. Grandi raga. Come Teseo. Oh, bella sta Oh, ma in suo video ci sono più cheat che video. Cioè, c'è più cheat che video. Grande poi. Grandi ragazzi. Buon Halloween! Anche al braccio di Gabri che avrà un crampo. Cancro alla mano. Grande Scusa, Gabi. solo una cosa, rimanete veramente sintonizzati sempre perché La collective quando, vi vuole bene. no, ma quando magari davvero un giorno riusciremo a essere famosi, voi ci eravate dal primo giorno, ragazzi. E restate sempre real. Potete dirlo? Noi siamo i fan numeri uno di tutti noi. E non diventate mai quello che No. non Ma siete. siamo anche un po' gli hater secondo me a volte. Siamo Almeno io sono il mio hater numero uno. Sì, anch'io. Io farei un applauso anche a Zala che grazie a lei. Grazie Giada. Grazie alle quinte. Poi ti diamo il bonifico. Iscrivetevi al canale, spolliciate anche tutto, spolliciate un po' ovunque anche da loro, insomma, da tutti i vostri canali che stanno in descrizione. Ci vediamo alla prossima puntata. E signori. Ciao.